C'è la disinfezione dei locali, ci sono i rigidi protocolli da rispettare e la distanza di sicurezza tra un tavolo e l'altro, che avranno l'effetto di ridurre il numero di coperti, ma intanto la cosa più importante è stata poter riaprire i battenti e poter così ripartire dopo 2 mesi e mezzo di stop forzato a causa della quarantena da Covid-19. Per parrucchieri, acconciatori, estetiste e ristoratori veneziani la data del 18 maggio ha significato la ripresa della propria attività lavorativa, ma anche per i loro stessi clienti questo lunedì ha voluto dire riacquistare, pur tra 1000 precauzioni, la possibilità di tornare a una vita normale, di prendersi cura di sé, di ritrovare il gusto di mangiare fuori e socializzare, meglio se all'aperto, complice l'arrivo di temperature decisamente miti. Abbiamo stilato un protocollo interno di sanificazione con tutte le regole da rispettare sia per il personale che per i clienti. Abbiamo messo a disposizione dei clienti le colonnine con il gel sanificante, in bagno abbiamo cambiato il detergente, abbiamo messo un sapone igienizzante e per quanto riguarda le distanze noi cercheremo di utilizzare plateatico, ci sarà anche la possibilità di aumentare un po' appunto la nostra area di plateatico e quindi cercheremo di assicurare al massimo le distanze. Ci vorrà un periodo di rodaggio, certo, ma ora gli esercenti vedono la luce fuori dal tunnel. Abbiamo protocollato un sistema, un kit monouso, noi l'abbiamo chiamata Beauty Bag. Questa Beauty Bag è composta da 3 asciugamani monouso, assolutamente monouso, delle pinze per la separazione delle ciocche sterilizzate, una mantellina per il taglio e una per le colorazioni. Questo kit andrà imbustato in buste sigillate, presentato da uno shopper e accompagnato su tutto il percorso del cliente all'interno delle nostre strutture. Abbiamo 3 postazioni di sanificazione, i tavoli vengono sanificati ad ogni cambio turno, cambio prenotazione. Utilizzeremo posate imbustate preventivamente sanificate e sì, peraltro ci sarà una sanificazione da parte locale ogni fine servizio, quindi sanificazione totale. Devo ringraziare molto i miei clienti perché mi hanno aspettato a braccia aperte